Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, buon lunedì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Noi abbiamo già iniziato la trasmissione, prima della trasmissione durante la sigla con i nostri ospiti, perché parliamo di un argomento molto complicato, molto difficile, parliamo della droga, ci chiediamo giusto legalizzarla per avere un po' più di controllo, meno spaccio, come dobbiamo comportarci, perché è un fenomeno che davvero in questi ultimi tempi sta emergendo in maniera prepotente. E ora di tutto questo parleremo abbiamo il piacere perché era da tanto che non ci vedevamo, avere il piacere di avere in studio con noi Manuela Lanzarin, assessore alla sociale, alla sanità della Regione del Veneto. Buongiorno. Tutto sulle sue spalle. Tutto sulle mie spalle, buongiorno e grazie per l'invito. Beh, la conosco che è tosta, quindi è una precisa. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giancarlo Zecchinato, direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'US6 Ugane. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Santino Pantè, direttore scientifico della comunità San Francesco di Monselice in provincia di Padova. Benvenuto. Grazie, benvenuti a voi, grazie. E allora cercheremo di fare un po' il punto della situazione, ma di capire e di comprendere. Noi siamo qui a disposizione per voi, per sentire anche i vostri racconti, le vostre opinioni. Quindi ricordo 049 49 06 054. Ci sono tanti numeri, tanti dati quando si parla di sostanze stupefacenti, ma io volevo ricordare Sigrid Adriana Macri, che è stata uccisa dalla sua prima dose di una sostanza non identificata, è morta il 24 gennaio a Vittorio Veneto, aveva 25 anni. Poi voglio ricordare Alice Bros, che è morta a Udine in stazione il 3 ottobre del 2018, aveva 16 anni, e potrei continuare così con un sacco di nomi, con un sacco di facce anche da mostrarvi, ma il dato preoccupante è l'età. E allora, assessore, poi dopo i numeri li possiamo anche commentare, perché sono numeri davvero importanti. Quello che ci colpisce è l'età che si è abbassata, anche ad esempio nell'uso delle colle di alcune sostanze dagli 8 anni, diciamo fino ai 25-30, e poi c'è questa fascia emergente dei quarantenni, dei 40 in su, che sono la metà dei decessi avvenuti l'anno scorso. Cosa sta succedendo nel nostro paese? Ma allora possiamo dire che è un po' cambiato l'identikit del tossicodipendente storico, quello che noi conoscevamo, insomma, che si trovava all'interno delle comunità, che era quello che accedeva anche ai servizi, ai SERD, è proprio cambiato, insomma. Noi abbiamo, oppure pensiamo a quelle immagini, insomma, quindi che tutti noi, insomma, si ricordano, anni 80, 90, insomma, anche anni 2000 se vogliamo. Oggi invece l'identikit è molto diverso, l'età si è molto abbassata, ci sono sempre più ragazzi giovani, minorenni, perché anche hanno un abuso di sostanze, ma non solo di sostanze legate appunto a droghe o quant'altro, ma anche fanno un mix di alcol, sostanze stupefacenti, cioè si vogliono sballare e sballandosi usano, diciamo, sostanze differenti, quindi anche fuori da quelle che possono essere il tradizionale, cocaina, eroina, anfetamine, eccetera, di cui parliamo, ma anche droghe nuove, droghe sintetiche, le cosiddette droghe del divertimento, oppure fanno il mix anche tra alcol, psicofarmaci. Oggi abbiamo le depressioni, il disagio giovanile, quindi se noi mettiamo tutto questo insieme capiamo che oggi siamo di fronte a una nuova emergenza, perché se si pensava che per quanto riguarda le dipendenze, che oggi noi chiamiamo dipendenze, che poi ci sono dipendenze da sostanze, da alcol, da gioco d'azzardo oggi, insomma sono dipendenze correlate, però se parliamo della tradizionale dipendenza da sostanze e pensavamo di essere usciti dal tunnel delle morti per eroina e per cocaina, insomma, che ci ricordiamo, oggi invece non ne siamo usciti. Oggi abbiamo invece un abbassamento dell'età, abbiamo tantissimi giovanissimi, noi abbiamo un'unica comunità in Veneto per i minori, è la comunità Conegliano Veneto, e oggi ha lista d'attesa per entrare, con anche una caratteristica: molte ragazze, quindi donne, dove è molto più difficile intervenire, perché sappiamo che la natura femminile è una natura che poi ha altri disagi relazionali, comportamentali, affettivi, alimentari, certo. Quindi cioè, mettiamo nell'insieme effettivamente uno spaccato molto triste,
che però ci riconduce anche un po' ai temi legati alla prevenzione, all'educazione, alla famiglia come ruolo principale, alla scuola. E alla scuola, anche perché insomma bisogna che anche gli educatori siano molto attenti, perché poi si vede se uno studente, uno scolaro è bravo, è attivo, poi vedi nel corso dei mesi che questo scolaro comincia a essere meno preparato, meno attento e magari anche assente in tutti e due i modi, sia a livello fisico ma anche nelle presenze a scuola. Prendo la telefonata, intanto ricordo 049 49 06 054, cosa pensate sul fenomeno delle sostanze stupefacenti? Perché poi è ritornato anche in Parlamento, no? La questione la legalizziamo o non la legalizziamo. E anche quello è come camminare sulle uova, perché non è che dove è stata legalizzata le cose vadano molto meglio. Pronto, eccoci qui, buon lunedì. Buon lunedì Danielina. Buon lunedì, eccoci qua, ci dica tutto. Allora, volevo portare solo due esempi semplici che abbiamo tutti sotto gli occhi. Innanzitutto, polizia in America o da altre parti, quando è a casa fuori servizio, per sfogarsi dovuto alla tensione, al lavoro che fanno girando con una pistola e roba del genere, vanno a farsi una bevuta d'alcol per sfogarsi un po' ad ascoltare musica, che è quello che fanno in vari paesi con la marijuana, l'hashish in Olanda o roba del genere pubblicamente. Per quanto riguarda le droghe che danno dipendenza, che sono quelle il pericolo principale, sono fatte apposta per portare chi ne fa uso a un stato di o morte certa o abbandono, in quanto ricavare la cocaina con il benzene è una sostanza simile al diluente acrilico e non viene fuori un buon prodotto dalle foglie usare il benzene per creare della Poi dipende da polvere. come lo mescolano, perché dipende poi anche chi te la porta, come te la porta. Quindi lei dice, attenzione ai due messaggi. Allora, il messaggio è, da quello che capiamo, uno, l'emergere di queste droghe e di come vengono tagliate. La seconda cosa, ha forse un messaggio anche sbagliato di comunicazione anche delle grandi serie TV, di questi anche poliziotti che vanno a bersi la birra al bar per rilassarsi, cioè, e tutto crea dipendenza al videogioco, crea dipendenza alla sigaretta, tutto può se non è un po' di equilibrio. Allora lei, Giancarlo Zecchinato, che è direttore del Dipartimento per le dipendenze, si è fatta una certa esperienza. Ci sono persone più forti, che sono fragili, che sono deboli. Qual è il meccanismo che porta poi una persona ad avere una dipendenza? Perché io posso fumare oggi una sigaretta, ad esempio, ma stare anche senza fumare, cioè, è la forza di volontà? Che cos'è? Se ha fatto un'opinione. Allora, ogni persona naturalmente ha delle sue caratteristiche che ha maturato nel campo, nella sua esperienza di vita e per l'educazione che ha ricevuto. Ci sono una serie di persone che per esperienza, per caratteristiche e anche per vulnerabilità personale, dobbiamo tener conto che è stato molto studiato questo concetto specialmente nel campo delle dipendenze e della vulnerabilità personale, possono essere più sensibili a queste sostanze. La vera domanda che dobbiamo porci è come mai alcune persone appunto hanno bisogno di sostanze di qualsiasi tipo, come diceva la persona che ha appena interloquito, tutte le droghe creano dipendenza, perché sennò non sarebbero droghe. Quindi quando noi parliamo di droghe parliamo di sostanze che creano dipendenza. Come mai la persona ha bisogno per rilassarsi, per stare bene, perché le persone prendono le sostanze per stare bene, non le prendono per stare male. Ma non può andarsi a fare una corsa, benissimo, a fare perfetto, pilates, è quello yoga, che proponiamo noi, no? Una chiacchierata con l'amica, rompere Benissimo. le scatole di più al marito, infatti alla mamma. Nel piano di trattamento che noi proponiamo delle alternative interessanti che creano piacere almeno quanto le sostanze. E naturalmente questo però è un cambio radicale, perché quando le persone usano le sostanze poi appunto la dipendenza diventa una malattia del cervello, non è qualcosa che può essere superata in 2-2-4. E non da soli comunque. E neanche da soli, perfetto, e devono essere aiutati, e quindi più del 50% del lavoro che fanno tutti gli operatori delle dipendenze è un lavoro di motivazione, cioè cercare di far capire alle persone che hanno bisogno di essere aiutate.
E una volta che noi arriviamo a questo abbiamo già fatto il 50% Cioè, del dice, è un lavoro di riconoscimento dello Stato, ma come fa se la Benissimo. persona è affetta da sostanze stupefacenti a importi? Perché non stai lavorando con una persona che sta bene di testa. Assolutamente no. E allora E questa è la difficoltà del lavoro, che è un lavoro estremamente difficile perché va a incontrare le persone e le difficoltà psicologiche delle persone e relazionali delle persone che si sono create negli anni, quindi non sono qualcosa nato in 224, tanto è vero che noi dovremmo distinguere tra i dipendenti da sostanze, i consumatori occasionali, che sono persone completamente diverse, non è che tutte le persone che incontrano le sostanze sono delle persone dipendenti da sostanze. Queste sono situazioni che vanno trattate diversamente, cercando di appoggiarle individualmente con dei programmi individualizzati. Naturalmente quelli più vulnerabili, come dicevamo prima, no? che stanno in una ipotetica, immaginaria linea orizzontale, che stanno agli estremi, sono quelli che hanno più difficoltà e che quindi sentono che le sostanze li fanno stare bene. E questo è il vero problema. Senta, io le chiedo una cosa, perché poi dopo noi leggiamo molti articoli, sentiamo molti proclami, ma lei si è fatto l'opinione che ci sia una componente genetica nell'essere più recettivi alle sostanze o nell'essere predisposti a, perché questa entra sempre in gioco, no? Viene sempre presa poi in ballo, no? Per qualsiasi cosa, ma c'è una componente genetica. Lei cosa pensa? Allora, per quanto riguarda la sostanza più studiata, che è l'alcol, è stata, qui abbiamo delle idee molto chiare. C'è una componente genetica che non supera il 10-12% della possibilità che una persona diventa, che riguarda gli enzimi epatici e il metabolismo dell'alcol, quindi una quantità molto limitata. Però sappiamo per esempio che i bambini che crescono in una famiglia dove c'è un problema di alcol hanno 4 volte più possibilità di avere un problema alcol correlato, quindi non è un problema genetico, è un problema educativo, ambientale, perché imparano che di fronte alle difficoltà la sostanza può aiutarli. E questo anche per gli altri. Ci lascia sempre un po' di stucco, no? Anche l'ambiente, perché onestamente ne parlavamo proprio prima della sigla di apertura anche con l'assessore, dell'ambiente, quanto conta la famiglia, quanto diventa importante. E queste famiglie invece sono famiglie un po' particolari, vero assessore? Ma diventa fondamentale, la vera sfida è questa, io credo, perché noi possiamo mettere in atto tutta una serie di presidi, i SERD sono dei presidi, le comunità terapeutiche sono dei presidi, nel momento in cui uno comunque accetta e riconosce di avere un problema, di avere una dipendenza, si rivolge alle strutture, poi viene indirizzato e fa un percorso. Però io credo che noi dobbiamo lavorare a monte, cioè, quindi dobbiamo lavorare sicuramente in tutto quello che è il settore della prevenzione, quindi con le scuole in maniera molto forte, e poi le famiglie diventano per noi e sono in tutte, un po' dappertutto, non solo il bullismo, le dipendenze, la violenza di genere, cioè, cito alcune delle tematiche insomma, che oggi purtroppo insomma, sono sempre, le troviamo nelle cronache giornalmente, no? La famiglia diventa importante perché l'educazione, il saper dare dei valori, il saper imporsi in maniera autorevole, dire dei no e non dire sempre sì, il non difendere, perché oggi assistiamo, insomma lo vediamo ogni giorno, a genitori che di fronte all'insegnante che osa dare un voto negativo oppure fare un richiamo, il genitore che prende le difese del figlio, cioè queste cose non fanno bene. Allora io appartengo a quella generazione, non so voi, che se tornavi a casa ti lamentavi che l'insegnante, forse era un po' esagerato, diceva ha fatto bene e anche un'altra più sopra. Oggi non succede invece. Cioè nel senso che non dico che, però l'insegnante aveva sempre oggi succede ragione. il contrario, perché vanno con l'avvocato dall'insegnante per richiamare oppure dal preside, quindi oggi il problema c'è. Anzi, è un problema. facevi autoanalisi, tornavi a casa e dicevi mi conviene dire lamentarmi che l'insegnante è stato un po' pesante con me, no, forse è meglio che me ne stia dove sto, che magari sto un pochino meglio. Allora io forse devo andare in pubblicità, credo di sì, poi torniamo con Santino Pantè che ci racconta un po' che cosa succede anche all'interno di una comunità e anche siamo curiosi di sapere qual è la fascia di età che è presente attualmente, perché abbiamo sentito che ci sono questi ragazzini, ma ci sono anche gli adulti di 40 anni, di 50 anni. Quelli che ormai non è, quelli anche che ormai sono possiamo definirli cronici, c'è un po' non di escono tutto. più, cioè rientra in una cronicità di un altro tipo, ma
E anche ormai la paura sono poi dei magari di cronici per uscire, noi. è tutto molto complicato. Allora 049 4906 054, diteci la vostra opinione, che cosa ne pensate anche sulla questione di liberalizzare le sostanze stupefacenti. A dopo! Con la diretta, e noi dovremmo fare una trasmissione degli intervalli, la proporrò ad Antenne 3 trasmissione degli intervalli, perché ci raccontiamo delle cose e chiacchieriamo in maniera equilibrata e tranquilla, per fortuna, vero Assessore? Però insomma, raccontiamo i nostri punti di vista, le nostre opinioni, l'opinione dell'intervallo non sarebbe male. Allora 049 4906 054, siamo qui che ci poniamo delle questioni che sono molto importanti, che riguardano, visto che anche nascono pochi figli, dobbiamo questi bambini, figli del futuro, insomma, tenerli bene, salvaguardarli il più possibile. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno bellissima, Buongiorno. e buongiorno ai suoi ospiti. Ma quando le forze dell'ordine prendono uno che spaccia, gli dovrebbero fare ingoiare se è una cosa ben fatta, se è una cosa buona, se ingoiare tutta la droga che ha in tasca dovrebbe. E poi quando lo prendono, senza passare dai giudici, senza passare di qua, dovrebbero essere spedito a casa sua, perché io e gli altri paghiamo le forze dell'ordine, paghiamo gli avvocati, paghiamo i giudici, paghiamo gli onorevoli che fanno le leggi. E quanto dobbiamo pagare? E poi non fanno un bel niente. Allora, non bisogna dare alle famiglie la colpa, il perché e il per come, perché la colpa è fuori dalle famiglie, poi entra nelle famiglie, però è fuori. Se si purga, diciamo, fuori, la famiglia va a finire che non ha bisogno di altre direttive, diciamo. Fuori, quando sono fuori, mandiamoli al loro paese di corsa. Ho capito, quando lei dice che il problema è chi spaccia, lei è, non mi ha detto il nome, aspetti, come si chiama lei? Franco da Udine Nord. Franco da Udine Nord, allora lei dice il problema è di chi spaccia e il problema è le forze dell'ordine. Allora adesso ne discutiamo un po' di questo, perché ci ha dato anche una indicazione. Allora 049 49 06 05, quando saluto anche tutto il Friuli Venezia Giulia, perché ci vedono anche lì, noi siamo sempre contenti, anche il Trentino Alto Adige. Santino Pantè, allora lei è all'interno di questa comunità da quanto tempo intanto? 30 anni. 30 anni, quindi si è fatta un'esperienza. In questo momento avete tanti ragazzini giovani, persone adulte, come... Allora è aumentato il numero di ragazzi giovani che arrivano in comunità. Come diceva Assessore prima. Sì. Ragazzi giovani di media età sui 25-30 anni. Abbiamo questa fascia di età che è l'età prevalente. Abbiamo un programma diverso che è un programma per persone alcol dipendenti. Queste persone alcol dipendenti, allora abbiamo un'età più avanzata. E poi c'è un programma particolare per madri con figli, madri tossicodipendenti con figli. Questo è differenziato su queste tre tipologie. Quello che le persone che arrivano in comunità arrivano per trovare un momento di pace, uno spazio tranquillo dove possono avere la possibilità, protetto, di poter pensare, un momento per le famiglie, per uscire fuori anche da quello che è il loro isolamento, dalla vergogna, perché molto spesso le famiglie si vergognano della loro situazione, dai sensi di colpa. Quindi una possibilità di confronto e andare a rivedere quelle che sono anche le modalità di rapporto che tante volte si sono instaurate in famiglia, che creano delle tensioni. Vedo che lei cita molto il concetto della famiglia, mentre il nostro telespettatore diceva le forze dell'ordine, gli spacciatori. Il problema dov'è? Lei ha 30 anni di esperienza, allora, sia sincero. Il problema anche se la stanno guardando i frati, sia sincero, sempre. Magari dice, ma magari vi faccio... Sia sincero. No. Allora, il problema è la fragilità della persona. Oggi la persona che usa sostanze è una persona fragile, che ha bisogno di essere aiutata, di essere sostenuta. Le droghe rispondono a quello che è il loro bisogno, trovare sollievo alla sofferenza, ma una sofferenza che tante volte è una sofferenza interiore, trovata anche data da un isolamento, anche quello che vedo io nei giovani, una non capacità ad affrontare le difficoltà, a non reggere quelle che sono le difficoltà della vita quotidiana. Ma quindi è la famiglia che ha sbagliato, nel senso che ha generato dei figli che vanno a scuola ma non li rendono autonomi, indipendenti, cioè c'è qualcosa che, insomma, c'è un anello sbagliato, un anello che manca in questa catena.
Oggi viviamo in una società dei consumi, dove tutto è appoggiato sull'apparenza, sull'apparire, non sulla sostanza. Purtroppo è questo. Il consumismo ha perverso tutto quello che è la nostra vita quotidiana, l'individualismo esasperato. C'è una solitudine familiare, una solitudine generazionale. Lo vediamo anche nei comportamenti, questi comportamenti anche sulla dipendenza da internet, che è molto forte, questo isolamento di questi ragazzi che non comunicano più direttamente. Sono seduti a un tavolino, sono lì che guardano il telefono e magari si bevono un caffè, qualcosa e ciao. Oggi stanno aumentando le dipendenze comportamentali. Allora, io devo prendere la telefonata e mi è venuto in mente, mia nonna mi raccontava, il filò, ci manca il filò. Bisognerebbe tornare a fare un po' di filò, quando ci si trovava, si raccontava un po' di pettegolezzi del quartiere, vabbè, però insomma ci mancherebbe questo momento di comunione, di unione, giusto? Ma anche i centri parrocchiali, i patronati, insomma un po'... Però anche là i prezzi sono pochi, devono tenere aperto, il riscaldamento costa, è un po' una tragedia di questi tempi, assessore, la coperta è corta anche dalla parte della CEI. Pronto, buongiorno? Pronto, buongiorno. Prego. Senta, io volevo chiedere una cosa al dottor Giancarlo. Giancarlo, eccolo qua. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Posso chiederle per quale motivo un ragazzo che lavora 8 ore al giorno alla sera ha bisogno di un spinello? Perché il telefono, il televisore acceso, la televisione accesa. Allora, quanti anni ha questo ragazzo, signora? 46 anni. Beh, proprio ragazzo, nel senso un ometto, insomma, signora. Insomma, ma vive con lei questo ragazzo? Sì, ancora sì. Vabbè. Allora, fa un lavoro pesante? Diciamo sì, abbastanza. Un lavoro in fabbrica, mettiamolo così. Allora, vuole sapere perché questo ragazzo si fa uno spinello al giorno? Sì. Vabbè, allora signora, ha bisogno di parlare con la signora oppure basta così? Sì. Allora signora, la ringraziamo e le faccio dare una risposta dal dottore e niente, siamo a disposizione 049 4906 054. Però 46 anni ragazzo... si tratta di una persona adulta, naturalmente noi siamo ancora abituati. Però per la mamma è sempre il figlio, no? Anche a 90 anni che è così. Certo, certo. Il punto è questo, lo spinello per definizione è una sostanza rilassante e quindi le persone che lo utilizzano una volta che l'hanno scoperto e hanno bisogno di rilassarsi e non hanno imparato a utilizzare altre strategie più salutari e più di promozione della salute, non è da scartare che possono pensare di utilizzarlo, perché dal punto di vista del rilassamento, a dosaggi bassi però, perché con lo spinello bisogna essere molto chiari, i problemi nascono dalla concentrazione del principio attivo, non è che tutti gli spinelli sono uguali. Allora i danni noi li abbiamo anche psichici una volta che... Come faccio a sapere che spinello, mi scusi? Non lo sappiamo, non lo sappiamo e questo è il problema critico, no? È chiaro che i dosaggi bassi del principio attivo hanno un effetto rilassante, molti utilizzano psicofarmaci per rilassarsi, i psicofarmaci sono le sostanze più usate in assoluto nella società occidentale. Anche l'inibitore della pompa protonica, cioè il mal di stomaco in Italia ne abbiamo tanto. Vabbè, ma è collegato sempre con lo stress, certo. Con l'iperlavoro, con le difficoltà eccetera, no? Che si ripercuote poi sul piano somatico. Ma quindi questo ragazzo, secondo me, la signora voleva sapere, adesso prendo un'altra telefonata, ha una dipendenza se ne fuma uno al giorno? Sia sincero. Questo bisogna valutarlo perché dipende dal rapporto che lui ha con la sostanza, perché la dipendenza è legata al rapporto che la persona ha con la sostanza. Uno può fumare uno spinello ogni 3 giorni e avere una dipendenza, cioè non riuscire a non farlo se passa un giorno in più. Uno può fumare uno spinello a bassi dosaggi, oggi si trovano, non lo sa. Però può anche dire, vabbè, domani non lo fumo e non avere nessun rapporto. Perché la signora secondo me era molto preoccupata, secondo me era preoccupata sulla dipendenza. Mi permetto, noi dobbiamo dare un messaggio, almeno io da assessore regionale mi sento di dare un messaggio, cioè non vanno bene gli spinelli, cioè nel senso almeno noi siamo contrari alla legalizzazione di tutti i tipi di droghe perché credo che con la legalizzazione abbiamo visto dove
c'è stata, insomma non ha avuto nessun risultato. Dopodiché, siccome sono comunque delle sostanze che fanno dei danni, non vanno assolutamente legalizzate, non vanno in nessun modo, insomma, promosse o quant'altro. Né a basso dosaggio né alto dosaggio. Assolutamente no, perché sennò diamo un messaggio anche, perché poi secondo me è difficile che la persona si riesca ad autoregolamentare, perché poi subentra un altro problema, e allora subentra un'altra criticità, un'altra fragilità, e allora dalla dose leggera oppure innocua si passa invece a qualcosa di più forte, si passa ad abbinare quindi il fumo, l'alcol, altre cose, il psicofarmaco, e quindi facciamo un mix che diventa micidiale. E quindi noi dobbiamo assolutamente dire che qualsiasi tipo di droga fa male, quindi non va in nessun modo, usata, e dobbiamo invece dire ci sono altri modi per essere comunque sereni, rilassati, per cercare di star bene, che possono essere lo sport, possono essere insomma leggersi un libro, la camminata, andare a fare i volontari in ospedale, qualsiasi cosa, però insomma magari tutto il andare resto, a fare un volontario in comunità. Sì, e io devo prendere la telefonata, guardare Antena 3 perché noi siamo rilassanti, no? Guardare un bel film, compresa Antena 3. Compresa Antena 3. Ecco, eccoci qua, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, ci dica tutto. Volevo salutare Franco perché ha sempre ragione. Lui taglierebbe signora di Udine! Il marcio lo taglierebbe tutto, ma siccome che siamo in tanti qui a comandare, uno non decide, l'altro non decide, gli altri non decidono, ci vorrebbe veramente una persona, ma è la realtà di fronte a tutti quanti, li vediamo davanti come lì a Padova e dappertutto le città che sono lì che spacciano sotto gli occhi di tutti, ma è impossibile che non si possano arrestare, dicono ma non ci sono le carceri se li mandano a casa loro. Siamo stanchi che non possiamo uscire di casa, che inquinano tutti i nostri ragazzini, ma perché nessuno fa niente? Tutti diciamo ma bisogna far così, ma bisogna far colà, ma allora fate queste cose qui, ma quanto andiamo avanti? E questi ragazzi come vengono su? Abbiamo già in Parlamento, dicono che c'è gente ma che si droga, e questi ragazzi che vengono su, ma chi abbiamo un domani ma che ci comanda, che vanno al Parlamento? Chiudiamo tutto allora. Tanto abbiamo qualche dubbio su certe cose. Anche questi ragazzini adesso che vengono su con questi genitori separati, lui si porta a casa una signora, lei si porta a casa un uomo, non vedono più il papà e la mamma, lo vedono a giorni alternati, ma stiamo scherzando? Stiamo distruggendosi con le nostre mani. Signora Giusy, abbiamo capito, scusi, purtroppo devo andare in pubblicità, abbiamo capito il suo punto di vista, quindi lei dice, è d'accordo con il signore di prima sulla questione dello spaccio, di rimandarli a casa sua, ma qui è molto complicato. E poi insomma sulla questione della famiglia, tutti tornano sulla questione della famiglia, ci torno dopo la pubblicità con Santino Pantè, però prima vi voglio ricordare una cosa importante, che nel 2017-2018 il consumo della eroina, perché stiamo parlando di varie droghe, è cresciuto del 9,7%. E una cosa importante poi sul traffico, perché è un dato molto interessante, siamo al confine con l'Afghanistan e l'Iran e un chilogrammo di droga vale circa 1.200 euro. A un certo punto arriva al confine con la Turchia, vale 11.000-12.000 euro, e all'arrivo in Italia un chilo vale 32.000 euro, si triplica, e parliamo di un traffico di 14 miliardi di euro, cioè un traffico pazzesco. Pensiamoci tutta la mafia nigeriana e tutto quello che c'entra e la una città fetta di mercato è una cosa pazzesca. Allora, noi torniamo dopo la pubblicità, sentiamo sempre la vostra opinione con molta gioia. 049 4906 054. Eravamo sempre qui che stavamo facendo i nostri commenti. 049 4906 054, quindi abbiamo capito anche il problema del traffico di droga, perché secondo voi il problema è proprio quello, il momento dello spaccio e forse dei soldi che ci sono nelle tasche dei nostri figli, ma anche di questi quarantenni, cinquantenni che si sballano e che sniffano la cocaina oppure usano l'eroina, perché poi è ritornata di moda, no? Sono le mode anche in queste sostanze stupefacenti. Pronto, buongiorno.
Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno, Dario di Trento, ci dica tutto. Ma è strano, io non riesco a capire. Cioè, noi stiamo buttando via il latte, stiamo distruggendo la frutta, che sono generi utili. Una volta si diceva che questi erano generi utili, generi alimentari utili, erano dei beni. Questi una volta erano chiamati beni e noi li lasciamo che vengano buttati via. Però importiamo alla grande droga, 15 miliardi di traffico di droga. Cioè, come mai quest'altro bene è così richiesto dai giovani e meno giovani, sentivo? Come mai c'è tutta questa attrazione, tutta questa, addirittura ci sono proposte per legalizzare questi beni? Cioè, forse bisognerebbe cominciare a legalizzare qualcos'altro, legalizzare la cultura. Perché un sistema del genere, un sistema come questo, davanti al quale io non sto vedendo nulla, sto vedendo il nulla davanti, un sistema come questo, per essere riuscito ad installarsi, ha dovuto eliminare quell'elemento fondamentale di una democrazia che sarebbe la cultura, l'opinione pubblica consapevole della realtà. Cioè, questa è stata emarginata, evidentemente nelle scuole spacciano tutt'altro. Evidentemente nelle scuole quella cosa che dovrebbe diffondere la scuola, cultura, è messa fuori legge, perché se uno la cultura prova ad usarla per farsi delle domande, è visto come è indicata con l'indice. Quindi lei dice che il problema è che noi abbiamo eliminato un pilastro fondamentale, cioè la cultura a 360 gradi, quindi all'interno della scuola forse anche la cultura della famiglia. Su questo allora, gentile Dario da Trento, salutiamo anche Trentino Alto Adige, le diamo una risposta, perché io ci tengo molto. Santino Pantè, allora prima ci ha raccontato chi c'è nella sua comunità, avete anche voi la lista d'attesa? C'è gente che vorrebbe entrare, voi dovete dire no perché vi state curando di questi che avete? Sì, c'è una lista d'attesa, ma non è una lista d'attesa. Tenete presente che in comunità arrivano persone inviate dal CERT. Cioè, prima le persone passano dai servizi per le dipendenze, c'è una valutazione, se c'è un'idoneità, cioè è adatta la comunità perché ha il trattamento adatto per curare la persona, viene inserita in comunità. Quindi è una lista d'attesa relativa, non è che le persone si inventano di andare in comunità, ma vengono indirizzate dai servizi per le dipendenze, dove ci sono degli specialisti in questo. In comunità arrivano le persone, accompagnate dai familiari per tutte le volte che è possibile. Questo cosa permette? Di aiutare sia la famiglia a rivedere un attimo quelle che sono anche le difficoltà che ci sono e a cominciare a comprendere che il problema non è la droga in sé, perché prima le persone che ha telefonato pensavano che fosse il problema la droga. Il problema è la persona, la fragilità della persona, perché se no vediamo che togliamo una droga e ce ne sono altre. È quella fragilità, quel bisogno di trovarsi in uno stato alterato di coscienza per non vivere quella che è la realtà. In comunità cerchiamo di fare che cosa? Di aiutare la persona a vivere i momenti consapevolmente, senza sostanze, stando insieme, trovando dei piaceri alternativi in un momento per dei periodi abbastanza lunghi, scoprendo un nuovo modo di vivere. Ma cosa vuol dire periodi lunghi? 1 anno, 2 anni, 3 anni? Perché poi purtroppo, le devo dire, abbiamo avuto anche questi esempi difficili nell'ambito della comunicazione sulla che cosa è stare in comunità. Abbiamo ricordi insomma di gente che viene legata, gente che non esce mai perché poi alla fine non esce mai, rimane lì. Cioè, non sappiamo mai cosa succede all'interno di queste comunità, quindi siamo anche un po' restii a parlarne. Allora, la comunità intanto è uno spazio aperto. I cancelli della comunità San Francesco sono sempre aperti. Quindi non sono chiusi con stanzine dove la gente viene legata. No, ve lo chiedo perché abbiamo ricordi, abbiamo delle situazioni così. Quindi i vostri cancelli sono sempre aperti. Allora, si entra e si esce dal primo giorno che non vi hanno portato là. Non le nostre comunità accreditate della regione. Qui stiamo parlando di comunità accreditate, riconosciute, con personale specializzato, con delle caratteristiche specifiche. Non stiamo parlando della comunità che uno si alza la mattina e la fonda. Ok, vabbè, questo l'aveva specificato. Quindi i cancelli sono liberi, la persona arriva... Allora, le persone arrivano dove stanno insieme, accompagnate dagli educatori durante tutta la giornata, e psicoterapeuti, e se c'è bisogno di medici,
vivere gli spazi della quotidianità in maniera, aiutati a riflettere e a pensare in maniera alternativa a quelle che sono le difficoltà della vita quotidiana, a cominciare anche a porsi il senso della vita, il senso dei valori, che tante volte, anche perché tante volte cosa succede? Che queste persone hanno cominciato in giovane età, perdendo quello che sono i passaggi della vita quotidiana e le maturazioni. È come se la maturazione venisse bloccata, congelata per tutto il periodo dell'uso della sostanza. Dare la possibilità a questa persona di stare senza sostanza e quindi con una consapevolezza di quello che è se stesso, di quelle che sono le relazioni, e imparare un nuovo modo di stare con i pari, con i compagni, ma anche di relazionarsi con i genitori. Quindi è come se fosse un risveglio di una persona che è stata in coma 10 anni e quindi si deve relazionare. Adesso devo prendere una telefonata, però sono molto incuriosita da questi bambini che vivono in comunità, figli delle madri o dei padri tossicodipendenti. Questi a me sinceramente generano un po' di preoccupazione, perché vivono in un ambiente, insomma, un imprinting non... Allora, questo è nato però per dare la possibilità. Certo, come chi è in carcere può tenere i bambini, chiaro, non può essere... È nato per dare la possibilità ai bambini, figli di donne tossicodipendenti, di non doversi separare dalla madre, che è traumatico, per un bambino staccarsi per un anno dalla mamma, ma di stare insieme con la mamma e quindi la mamma potersi curare e fare un percorso di trattamento insieme con suo figlio. E quindi evitare i traumi della separazione. Oggi anche in ospedale cerchiamo che se il bambino sta male, la madre sta assieme per evitare i traumi dell'abbandono che abbiamo visto negli anni. Questo è il senso di questi programmi. Ma a me la pelle d'oca quando sento queste storie, perché fanno veramente riflettere, no? Quanto è difficile, no? Forse hai ragione Dario Attento, dobbiamo riportare al centro la cultura. Prendiamo la telefonata, pronto? Eccoci. Allora, lei a casa ha un elettrodomestico molto diffuso che ha il volume troppo alto, deve abbassare col telecomando il volume, così non ci sentiamo con ore di ritardo. Eccoci qui. Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Io dico una cosa solo, una pianta, bisogna quello che lei pianta, la famiglia la tiri dritta. E ci sono troppi soldi nelle famiglie e il problema della droga è solo quello. Quindi lei dice troppi soldi, girano troppi denari. Ha messo giù, è stato molto sintetico. Sono troppi soldi? Guardo anche voi due che avete più... C'è troppi soldi sti ragazzini? Certo che i ragazzini oggi mediamente, io parlo dei nostri territori naturalmente, che siamo tra i territori più ricchi d'Italia, insomma, certamente mediamente maneggiano soldi probabilmente che i genitori devono valutare criticamente, perché li prenderanno dai genitori probabilmente, e avere troppi soldi per un ragazzino che non ha ancora un'adeguata maturità può essere, le tentazioni aumentano, quindi è chiaro che io credo che anche questa non è una valutazione che va scartata. Cioè diamo poca importanza anche ai soldi che diamo diamo ai nostri poca importanza figli. ai soldi. Cioè mi ricordo una volta avevamo un porcellino, ci metti dentro il soldino e dice mi comprerò una bicicletta, mi comprerò una cosa, invece adesso 30, 20 euro, 15 euro, vabbè che c'è questo problema che tutto costa doppio il triplo, però se avessero stampato l'euro di carta o i 2 euro di carta, ma ne avremmo anche dato meno manci in generale. Allora, noi torniamo... Su questo, per esempio, c'è un'abitudine da parte dei nuovi genitori di non dare la possibilità ai ragazzi di desiderare, ma di dare tutto subito. Cioè, l'aspetto del desiderio, di attendere, di spostare nel tempo, come diceva lei, e dopo pian pianino costruirmi questo viene a mancare. Ma questo vuol dire privare i giovani. Ma anche consumare le emozioni, cioè noi le emozioni oggi le consumiamo e quindi non c'è invece un percorso di crescita, di maturazione anche, quindi è come voler subito, insomma, l'emozione oggi, in questo momento, in questo istante, no? E quindi è come nell'innamoramento, insomma, ci dovrebbe essere un percorso di crescita, invece quando parliamo di sballo, di sostanze, di euforia, di sentirsi bene, di sentirsi autonomi, di sentirsi all'altezza, vuol dire che vogliamo subito che ci diano queste emozioni, no? Quindi
un percorso un po' così. È molto complicato, invece noi apparteniamo all'epoca del gettone, della telefonaluce, forse facciamo anche fatica, no? In cui si costruivano dei percorsi. Mi sento molto antiquata. Siamo un po' atterriti anche noi, dottore, ci dia un consiglio per tirarci un po' su, perché altrimenti... Allora, no, io devo andare in pubblicità, 049 4906 054, forse poi il problema di dare troppi soldi ai nostri figli e di non far desiderare qualcosa è un problema di educazione e cultura, come ci dicevano i nostri telespettatori. Noi torniamo dopo la pubblicità. Bene, siamo proprio 4 bacchettoni. Allora, abbiamo così, 049 49 06 054. No, siamo persone innamorate della poesia, della cultura e della comunicazione verbale tra genitori e figli, e siamo, insomma, l'uomo è un animale sociale, quindi deve comunicare. E noi comunichiamo con il nostro telespettatore prima di sentire l'assessore. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è la signora? Signore? C'è qualcuno? C'è? Sì signora, io sento che è in linea, vuole dire qualcosa? Pronto? Vabbè, se voi ci ripensano siamo qui, vi fa il numero. Allora, assessore, tutti quanti ne fanno una questione o una questione diciamo di cultura, o ne fanno una questione, diciamo, della fruibilità, del fatto che queste persone che spacciano poi non vengono messe dentro e ce le teniamo, cioè dove sta il problema? Ma io credo che il problema deve essere analizzato a 360 gradi e prendendo in considerazione tutti i vari aspetti. Allora, è chiaro che è fondamentale la lotta allo spaccio, alle organizzazioni criminali. Oggi parliamo molto anche di mafia nigeriana, che ormai è presentissima nei nostri territori. Abbiamo visto anche, insomma, in zone qui, Mestre, Padova, insomma, quindi zone molto vicine. Anche a Mestre c'è stato quel momento terribile, esatto, no? Tra i tunisini e i nigeriani che volevano spartirsi la piazza. Quindi la lotta allo spaccio, ai spacciatori, va comunque perseguita e deve essere continua. Ricordiamo che anche il Ministero dell'Interno, insomma, ha fatto l'iniziativa di fronte alle scuole, quindi per cercare, perché poi sappiamo il grande spaccio che c'è di fronte alle scuole oppure all'interno delle scuole, insomma, quindi questa è una cosa che va affrontata e va comunque portata avanti. Il problema del sovraffollamento delle carceri andrebbe risolto, il problema che sicuramente quindi uno viene preso però poi viene liberato, il problema che non riusciamo a controllare la merce che arriva, ma soprattutto per la pericolosità della merce che arriva. Gli ultimi morti che ci sono stati sono dettati proprio da merce che è arrivata, era una merce di un certo tipo e quindi ha creato molte vittime, e quindi sicuramente questo va perseguito. Dopodiché vanno messi in atto tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di iniziative, la prevenzione soprattutto per i giovani, dei percorsi, insomma, diciamo, io credo anche di formazione, accompagnamento ai genitori, e quindi riprendere un po' la filiera. Dopo noi sappiamo che comunque fortunatamente, insomma, in Veneto come nelle altre regioni c'è anche oggi un sistema per cui, insomma, le persone vengono seguite, vengono curate, vengono prese in carico e possono anche uscirne. Ci sono i casi poi dei cronici, delle persone, insomma, che ormai sono dentro e non hanno il lavoro, poi hanno più dipendenze, difficilmente ne escono, ma quelli sono dei casi particolari, anche persone di una certa età. Però oggi noi dobbiamo dare questo messaggio, cioè dobbiamo mettere insieme un po' tutti questi tasselli, perché altrimenti, insomma, se prendiamo solo un unico tassello non risolviamo il problema. Questo è importante, però mentre lei parlava pensavo anche a questo signore che ci ha chiamato, mi pare da Trento, il signor Dario, che diceva un problema culturale, vediamo in televisione questo latte che viene sversato sulle strade perché è più conveniente magari comprare quello francese. Forse dobbiamo fare anche un'analisi anche della società, perché sono comunicazioni... Questo di fondo, noi oggi ci stiamo interrogando, almeno io lo sto facendo come assessore alle politiche sociali, ma in generale il grande problema del Veneto, dell'Italia, sulla denatalità, cioè noi continuiamo a perdere numeri per quanto riguarda la famiglia, la natalità, e l'invecchiamento della popolazione, che vuol dire anche poi però riuscire a prenderci in carico della popolazione che invecchia e che ha bisogno di essere seguita, assistita e accompagnata.
E qui apriamo, cioè cosa possiamo fare per rilanciare la famiglia? Sì, per carità, la conciliazione dei tempi di lavoro, i servizi educativi, gli asili nido, eccetera, però probabilmente c'è bisogno di un'analisi culturale soprattutto di fondo, in cui anche il disagio giovanile, perché poi sappiamo il disagio all'interno delle famiglie, la fragilità, il fatto che i nostri ragazzi sono sempre più fragili, non riescono ad essere autonomi, non riescono a essere indipendenti, non riescono a vedere un futuro, eccetera, oppure i problemi legati a famiglie oggi, insomma, che sappiamo hanno grossi problemi al proprio interno, e quindi le separazioni piuttosto che altri contesti di un certo tipo. Credo che probabilmente un'analisi a fondo culturale che ci metta anche di fronte un po' alla fotografia, alla realtà, ma anche in modo da individuare, non dico la ricetta, però dei percorsi da fare insieme. Allora, io devo prendere la telefonata, magari se non svilissimo il ruolo della casalinga, gli dessimo uno stipendio, il ruolo della mamma, certo, che non vuol dire non faccio, la tua mamma non fa niente, e questo già sarebbe uno step culturale, un gradino di evoluzione sociale. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, è l'assessore Lazzarini. Volevo dire il mio parere. Può dire? Sì, posso dire. Io da piccolo mi ricordo, ho 73 anni, che era la canapa che si faceva tanti lavori. La canapa. E la canapa, tutt'oggi, io la metterei ancora in atto perché faceva bene, sia per noi persone che sia per l'industria. Praticamente era anche una radice che si chiamano, anche chiamavamo qua a Treviso, Luca Mara. Non era una droga, ma era robe, mal di denti. Prendevi un po' questa radice qua, ti passava il mal di denti. Io sono di parere all'assessore Lazzarini che la droga si è praticamente non droga pesante, si è valutata come una volta che metteva su delle botteghe, non è che è droga, non è che affaga male. Io non l'ho mai tolta, però non è che fa male, perché la fa base anche di medicina, io ho lavorato una vita in ospedale. E credete, guarda che in gente di tante pastiglie che avevo la ricetta, la base di droga. Io non so studiare un professore come i due signori là, che lui saprà meglio di me, però mi dico una cosa, io ho 73 anni, poi non ho vigile, poi sociale, poi di tutto, mi sento un quarantenne. L'assessore Lazzarini mi ha conosciuto era al sindaco di Rosà. A me dà la risposta se sbaglio. Confermo. Vabbè, quindi lei dice ha una vita piena attiva, non pensa che le droghe faccia leggera, se si chiama droga, sostanza stupefacente, lo è, punto, se no sarebbe così al supermercato. D'estate dice ne ho sentito parlare, poi ogni zona dialettale è, però insomma questo lo sappiamo. Sentite, io devo chiudere, però è una cosa importante. Allora, chi ha problemi si rivolge al SERDE, ce n'è uno per ogni USL, giusto? Ricordiamolo. Ce ne sono più sedi nella provincia. 38 in Veneto. 38, infatti nel Veneto ce ne sono 38, c'è un dipartimento per ogni provincia, anzi a San Donà di Piave c'è un dipartimento nella San Donatese e anche nella Pedemontana, e ogni dipartimento ha più sedi. In provincia di Padova per esempio abbiamo 6 sedi, quindi ogni persona si rivolge al suo distretto, alla sede del distretto che è più vicino a casa sua. A Padova è presente nel complesso sociosanitario ai Colli, è il servizio più grande del Veneto, con più popolazione e più pazienti che c'è nel Veneto, quasi 2000 pazienti, e con un'adeguata presenza anche di operatori che, per carità, sono sempre pochi rispetto ai bisogni, però certamente disponibili a rispondere alla domanda. C'è un servizio, se tu hai un problema, ma c'è un servizio, questo è quello che conta, un ottimo servizio fatto insomma bene tutti i giorni, con persone che ti possono rispondere, quindi se uno ha a casa dei problemi o qualcuno insomma sa dove può andare, quale porta a bussare. Cioè nel senso che poi i numeri fanno anche capire, no?
Cioè, comunque noi ogni anno spendiamo 25 milioni sul fronte dipendenze in Regione Veneto, tra il sostegno chiaramente ai presidi e poi alle comunità, e quindi alle varie comunità, alle associazioni eccetera. Questa è la parte sanitaria, prettamente sanitaria, poi chiaramente ci sono anche altri finanziamenti, però questo vuol dire insomma che c'è il presidio, ci sono i servizi. E io direi una cosa in più: siccome una volta si aveva l'immagine dei SERT, perché ricordiamo che una volta erano SERT con la T finale perché era tossicodipendenza, adesso SERD con la D finale perché dipendenze, plurime dipendenze, no? Ricordiamo che ci manca chi purtroppo è stato beccato, nel senso che era la guida in stato di ebbrezza e gli ha ritirato la patente. Oggi c'è il grande fronte del gioco d'azzardo, oggi insomma, e non sono più concepiti come una volta, ripeto, quindi torniamo all'inizio, insomma, e quindi lo stigma anche in questo senso deve essere superato, e io consiglio ai genitori soprattutto che se vedono un comportamento di un certo tipo del proprio figlio, del proprio ragazzo, non abbiano remore ad andare in questi centri, proprio perché sono dei centri che invece li possono accompagnare, un percorso domiciliare, non è detto che sia residenziale, un percorso di mutuo aiuto, quindi ci sono tante possibilità, però ecco, superiamo anche questo stigma che una volta c'era, insomma, attorno a questi centri. Non sono così, oggi sono dei centri che possono dare delle consulenze e possono accompagnare il giovane, la persona, i genitori, la famiglia. Quindi sono centri multifunzionali. Io devo chiudere perché sennò mi strozzano sul giro, però mi dispiace. La vostra comunità dove si trova? A Monselice. Dove? Monselice centro, città? Monselice in città proprio. In città, con i cancelli aperti. C'è una sede che è sul colle di Monterico, e un'altra alla base. È un luogo di meditazione? Sì, era un luogo di meditazione. Vedo che si è fatto crescere la barba. Perché non vede la barba. Allora, io ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, che ha detto la sua opinione, davvero, che ci segue, che ci seguirà in replica. Grazie all'assessore Emanuela Lanzaria, assessore alla sanità sociale della Regione del Veneto. Grazie a Giancarlo Zecchinato, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 6 Euganea, e grazie a Santino Pantè, direttore scientifico della Comunità San Francesco di Monselice in provincia di Padova. Grazie, ore 13, torna domani, arrivederci.